Você está trabalhando, assistindo, ouvindo música, ligando, enviando mensagens. E nós estamos com você. Nas inovações, nas descobertas, nas informações. E nós também estamos com você. Adilnet Telecom. Manter você conectado é o que nos move. Já pensou como seria bom se parte do valor de suas compras retornasse para você? Cadastre-se no Feito, o programa que transforma suas compras em pontos que viram créditos que você pode utilizar em abastecimentos, lojas de conveniência e outros serviços. Além disso, você pode solicitar um crédito ao aplicativo para utilizar em suas compras. Para participar, basta se cadastrar no site www.sitedofeito.com.br ou pelo app disponível nas lojas de aplicativos. Viu só? Quem tem, tá feito. Senti che bella falsetta. Ecco, buonasera, buonasera a tutti quanti. Valtri che si casa, Valtri che si con la famiglia, non vuol dire. Importante che stai con altri. Edgar Locatelli Marosti, che è il capo della nostra equipe, noi altri siamo di arrivare. Passerento senza domandare con permesso. Venirento nonna, senteve so, nonno, come stio, sti bene. La mamma, il papà, il zio, la zia, tutti quanti. Tosatei, piccinini, la live e il nostro pilota Leon virtuale, Drios Comisiar. Una buonasera de vero cuore. Noi altri siamo de Serafina Correa, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, Brasil, Italia, mondo. Andiamo per tutti i cantoni, siamo orgogliosi, siamo contenti di tutti i martedì di sera arrivare a casa vostra per via delle reti sociali, il Facebook, mia vera che è così, e dopo scompartire il tele YouTube e così avanti. Che allegrezza di portare avanti la nostra cultura, noi siamo qua per parlare dell'italiano, della nostra maniera di pensare, da essere, di parlare e di vivere come era la vita dei nostri antenati. E il nostro programma è culturale, perché noi altri che abbiamo un televene è il sangue italiano, però siamo brasiliani, come voi altri, capito? E voi altri che siete d'Italia, buonasera anche a voi altri. Noi altri adesso le 8 e un pochettino, andiamo fino alle 9:30 all'involta, ma per aiutare a fare questa notte restare più bella che vuole allegrezza, e per essere allegri che vuol cantare, che vuol suonare, che vuol vin, che vuol struconni, che vuol amore, che vuol amicizia, mia vera che se così, mi chiamo qua con noi altri.
I Fradei Sadinello, buonasera! Oppa, buonasera, Vai come va? forte! Si becca venesti dentro, Valtteri? Siamo venuti, neanche di mandare con licenza. Neanche a mandare permesso, ma No, con permesso che che allegrezza. accettato, mi hai detto ti con permesso la foto. Ora vieni avanti, così. Valdir Sadinello. Parla. Ecco. Bene. E Euclide Euclide Sardinello. Sardinello. Proprio così, no? Sverziamo con una sonadetta. Sverziamo con una sonadetta. Una sonada che è propria sua di loro. Lettera. Com'è che dopo da sonada ti parli come che se saista questa lettera qua e il ritmo e tutto quanto. Vai! Cosita proprio allora. I coloni e i governi. Quando i governi fa le campagne, a tutti promette che noi passa fame, ma dopo quando chi ga guadagna, se desmentica tutto quel chi ga parla. Sti porri coloni, noi la metti in testa, che tutto che parla, che niente che presta. Tutti i coloni che vuol così far, d'andar tutti intesi de non più lavorar. E dopo i governi si vola mangiar, chi vai anche a loro provar picconar. Prova a vedere che bel che lei. Provati! Quante promesse, quante bugie, che na verità la par che sia. Noi altri ascoltiamo con tanta attenzione, se non siamo furbi me la pianta del buon. E mi lo dico perché mi so, se finisse il matto, ma i macachi no. Tutti i coloni che vuol così fare, andar tutti intesi de non più lavorare. E dopo i governi si vola mangiar, chi vai anche a loro provar picconar. Sti pori coloni lavorar come un mul, e dopo i governi che la pianta del naso. Che spettacolo, che maraviglia! Ho visto no che sta piantata? Panno dirla dritta, mia bella. Tocca scondere via un pochettino perché è ancora piccinini che li viene dai dormire. Sì, ciò, allora. chi mi ascolta, chi mi guarda. Va bene. Marigno non può ascoltare neanche lui perché è piccinino. È piccinino. Valdir, parlami di cassonada qua, allora un pochettino. Governo i coloni i governi. Come che si viene sta fuori? I coloni che ne ha passato tante ancora che devo passare, che ne è, perché Sì. io tante bugie. E allora mi ho pensato una notte era mio buon dormire, volevo levare su beve vino, mi pensa che è meglio che vi dà che fa una cantata, che inventa una lettera. Allora mi ho pensato piuttosto di andare a bere vino, ho fatto che la lettera qua, sorry i coloni, perché è vera che ha soffrito tanto ancora i soffre, che tante bugie a politica, mia vera, Proprio, tocca dirla poi in verità. E allora così. mi sta fuori così. E il pibusiano fa dei pivotti quasi. Sì, con certezza che l'è cosita proprio. Va bene. E allora, ed Euclide? Ma mi sono venuto terrasto di lui come se fosse sol tercero. È che lui è più vecchio, vero? Sì, oh, mi sono scapolo ancora. Va bene. Te vedi Valdir, via prima legge. con quanti anni cominci a suonare a gaita? 12 anni. Che deve. Con 12 anni. 12 anni. E chi che è sta il tuo maestro? Chi che ti ha insegnato? Degar dirti chi che sta il mio maestro sono mia bomba che nessuno mi ha insegnato. Mi tocca a fare tutto per conto, a me non era professore neanche un. Che era il fallecido Bonifacio Lovera che mi fa il ritmo con la bocca. Giorana vai, sappa, pum pa pum pa. E allora ti entrai te E vai ritmo. così. Allora ho c'è una gaitina, 32 bassi, imprestata da mio fratello. E dopo di un tempo che gli ho visto che mi imparea, e mi ha truccato la gaita, mi ha dato una 80 veronese. La cotta niesta non so quanto tempo, go tribulato perché la sera rugna sta gaita. Terribile. Finché ho negoziato con radio, mi Come? pensavo...
che la era buona del verão, che a gaita là, perché il Sì, pole la- va per tutto, refreschiane. Ah, ecco. Ho fatto un baita negocio, mi pare di aver negoziato bene, ho negoziato con radio, ho una fincata pedo con la radio, pedo. È radio a valvole? Sì o no? Figlio tutto, figlio gaita che radio, tocca buttato il liscio. Tutto. Figlio così, è il mio negozio. Dopo, finché sono andato a Bento. Io non mi ricordo con quanti anni, sono andato 2 de ônibus, ho pagato 135, io non mi ricordo più cosa che era. Sì, Conti de volte, Conti, Fiorini. sì, stai così. Boh, ma mi era il meglio che era in volta dopo con la gaitina nuova, che è questa che qua. Quanti Ancora. anni lo regala? Alla GA 55 anni, mi dico pure lì. Che spettacolo, vero? Sì, Ecco. e ancora la suona. I fratelli Adinello e de Casca, qua della nostra regione. Ti sei nascesto a Serafina, te che hai detto, Sì, vero? mi sono assetto all'ospedale, ma non perché era di star qua. Ho fatto il primo cesariana che ha fatto quel dottore a Serafina che pensava che moriva mamma e mia e tutto. È tutto. E Guarda detto che mi sono assesto negro, il falsido pai detto che mi ha soffiato, mi lo sono due, sono revegliesta. Te si sta cobaia, Sì. è tutto certo, Tutto Cosita, certo. va bene. Così. Brai, allora avevi fatto baili anche, vero? Mamma mia. Dopo allora mamma parliamo mia. di baili, Sì, adesso siamo sì. così. Volevamo che Euclide anche parli un pochettino. Euclide che tu suona come te che hai scomissiato vita? Ma come che ti dico, mi con 11 anni, come si ha insieme a lui, se andate a Rossa, sapar, un veniva dopo al monte con una brassata di butti di patata, Sì, se veniva a 100 più o meno, perché uno voleva ciappare la gaita prima, e l'altra Ah, anche. perché che era solo una gaita. Con la gaita, e lui che piaceva, mi era appassionato. Certo che. E allora il primo che rivea, l'aveva su magari in camalotto, sti pieste, le mani. Ma... Ah, lei era una sguaratara. Era cosita. Sì, e tutto acqua era comparso. ne era poca attorno a casa, na Sì. verdade. Solo il carrero pindone, là era per altri mestieri. Poi un'altra cosa, te che suona con congiunti, vero? Go suona col Dimension de Casca 2 anni e go suona 7 anni pro Slideres. Ma allora mi suona a contrabbasso pro Slideres. Ho visto il ritratto. Claudio Pinzetta che ha mandato un ritratto di diversi, là che conoscesti quasi tutti. E di visi in quando che era una gauchada te sonei fuori de Marau, l'interior, Passo Fundo, Opa, i posti lì, allora ti tocca tirare fuori la gaita e fare diverse sonate di gaita. di gaita. Ma e assim foi indo a vida dos homens. Dei leader, Gigetto Pinzetta, la Dio ascoltame, Dio guardame, quante persone noi se pensa dos leader. Femo una partesina dos leader, Valdir? Se vuole farla, mi... Sì, bara là. Mi ne penso tanto bene che si canta. Aqui chegaram os líderes. Vai, da gara, bara lá, vedeu. Aqui chegaram os líderes para mais um baile animal. Nós seguimos alegre e contente, bem dispostos para tocar. Nós amamos demais a música e por isso vamos a cantar. Contrabaixo, bateria e guitarra, olha Faltas falar. Não é por dinheiro que a gente toca, é seu esporte preferido. Aonde os líderes tocam, é sucesso garantido. Che spettacolo, Tu visto che sta fuori a me lo sbagliato perché le ma non vuol tanti dire anni, quanti anni che non se la sì, canta più? proprio così. Ma ascolta, mi ne penso anche a me, che idea che valti sonei. Sempre. L'ora se una musica che ha marcata che ah, Bella de ballare. buonissima E de era ballare. il scommissio del baile che Sì, la già, contenta. Allora eh. è un cartaz per il congiunto, né? Un'altra cosa importante da parlare, andare a un baile che i tempi là, l'era come, mi non so spiegare ancora che felicità.
Vero? Che allegrezza me daria come quel tempo là. Pois é. Perché se si insaia a mandare che il papà e la mamma si messia. Se che n'era fiorini o no, per pagare entrada. Poaretti come i ragni, dare un baile era una diversione straordinaria. Delle volte andare al baile, tanti mi hanno visto che andava a suonare. Mite se ancora andava perché andava a suonare. Sì. Ma qui che aveva il fiorinetto, andava a stare attorno al salone tutto il baile senza avere neanche un fiorino per andare dentro. E allora stai là fuori a scuriosare. Sì, tanti stai fuori. Cosita. Proprio cosita. Ma vabbè, mi chiamo Rento qua con i nostri compagni. Mario e Roger, tirate avanti, vediamo cosa che viene fuori. Senti. Guarda. Ciao, Matusi. Dia 21 de abril, ficou muito assinalado. Venha passear no Brasil, que este dia é feriado. Adesso il caneco è nostro, campione del mondo, gritarmi posso. Ciao, foghettoni, rocchettoni. Giorno 21 di giugno, Zé, 50 anni che il Brasile resista tricampione mondiale. Volemo un'ora. E del México. Zitto, Ciucco. Ascolta Marostica, in del México, del stadio, México. del stadio Azteca in Guadalajara. Onde? Ma Guadalajara, del México, stadio Azteca, 100 passa 1000 persone, Brasil. E allora qua, campionissimo. ma ascolta, il mal che fa al cuore, l'era i brasiliani, discendenti di italiani, e sapeva mia per chi torse. Perché c'era final c'era per chi? il Brasile che la patria che la gara c'è vesti, che c'era qua di occuparsi la fame, di vivere contro la sua patria terra madre, mamma, terra la sua patria mamma che c'era a Italia. Ecco, Brasile e Italia, 21 di giugno, campione. 50 anni in Drio. 50 anni in Drio. E il golero l'era chi? Felix. Sì. Dopo che n'era chi? Dopo che c'era Carlos Alberto, Wilson Piazza, Rivellino, Clodoaldo, Jairzinho, Pelé. E l'avanti. Chi che ha fatto i gol te pensi più? Gerson che ne ha fatto un, Pelé che ne ha fatto un. È stato 4-1 per Italia. Valtteri, No, per il Brasile. 4-1 per il Brasile, vuoi parlare che? No, Avevi capito male. No, che abbiamo capito male. 4-1 per il Brasile, tricampione mondiale. È stato un spettacolo. Rocchettoni e Allora rocchettoni. noi non siamo qua di omaggare il Brasile, ma con un pochettino di male al cuore, Sì. perché non anche se aveva caro anche che a Italia È guadagnasse. giusto, sarebbe 0-0. 0-0. Ma vabbè. Ecco, allora. Buonasera, così Valtteri, abbiamo che si devono fatto. arrivare qua. Qua che abbiamo il cappello del Mexicano? Mexico! Alla riva! Arriva muchacho! Alla sticca. Buonasera Marinho, buonasera Marostica, buonasera ai fradei Zardinelli qua. Che poi mi Ciao, canta. foghettoni, ciao. Rocchettoni. Guarda, Guarda, pochettino. Ciao, Maghetto, che su ti stivai e spore? ascolta, Asciula. Ma mettila, ora stasera. Che spore. Ma Marino, adesso che quando siamo a vedere Rento, ho sentito una spuzza differente. Opa! Allora perché? che io parecchia chi da mangiare. Chi che te si- Neanche non te conto. Cosa? Vediamo. Tocca chiamare il Zarpelon qua col trattore, perché abbiamo una vacca intolada Ma quella stasera! Ma no, mia. per quello sono No, i la festivali. tua no, vacca intolada la via del Rento cantone tappinata. Barabecca Allora ben poi famo avanti. mangiare gauscio. Sì, perché mi vuoi dire una cosa ormai? Che ti grabi mia, ne? No. Sera stufo mangiare polenta. Polenta e carne di porcel. porcel rostia. Ti te sei stufo. Sera stufo. E impienire la panza. Sol che polenta, Ascolta. polenta. Ti te sei stufo di mangiare polenta e mi sarà agro di far polenta. Agro. Che t'ho visto? Va bene. Guarda qua, Allora- aspetta. ecco, che allora- spore qua, sul padino un po' qui che a Dio fardare. C'ho de Sono spore. spore d'argento qua. Sì. Zede a ride costa. Che spore qua. E le mie de cobre. Se de cobre, no argento. Sarà. Argento se prata. Ma vuoi dire che zede prata era qua? Oh. Me par che sede Ah, che sì. cobre in italiano. Ramo. Ta. Femo sentire. E che mi vuoi dire del cavallo che c'è paga sporade qua? Se sta il cavallo bianco di Napoleon Bonaparte. Sì. Che l'era che aveva il nome di caval negro. Negro, ecco.
Le sta quella. Quella che domanda, Ari. che color gavelo il cavallo negro di Napoleone Che diceva Bonaparte. Ari che si desmente che delle spore che dimanda che le mandiamo là lo rives per vedere che tipo di materiale Ecco. che è. Ecco, Facciamo un'analisi. Un'analisi. Che non sia oro, talvez. Oro Ma bianco. guarda, chi che dovide che non si Volendo piara? i vostri mestieri lì, Da. Sì. e tornei qua che mi godo a frotola per contare. Dai, bel che mi specifico. trucco, Sì. mi trucco il cappello perché qua ormai Vai là, giutelo, giù. Aspetta, Va bene, aspetta. vatti che si casa che avevo idea che nanti vi contessino qualche barzelletta, qualche storietta per altri animare a notte. Scompartì, vero Roger? Scompartì la live, scompartì con quei che i vostri amici, te il face, no? Va là e fa un compartigliamento per passare alle persone che ancora da tempo per loro assistirle Vera, meno avanti. vera. E giuttare quei che non sa ancora che gli piace dell'italiano giuttare e mostrare che loro può vedere, può assistere al nostro italiano e il nostro filò. E altri sapete che il nostro filò è sempre il martedì a partire dalle 8. Mi è vera? Tutti i Ora, martedì tutti i sera martedì. alle 8 noi siamo qua. Vera. Va bene? Cosita. Cosita. Cavaremo la frotola del 147 per finire la live. Poi c'ho del 147. Poi viene fuori quella del Ma 147. sta quella che te... Ah, quella grande là, che è Oh, la praia. abbiamo fatto un coidà che abbiamo mangiato differente anche. L'ora che ne vacca tolada, che va costella di vacca e va mangioca, vero Marino? A Tanto manioca. consigliere, dopo che c'è riso, vero? E che ne pan de forno de accomare Marudì, Giuliati, Tevaldi, no? Che mi ha mandato il pan de forno, a casa vostra parente, no? Ah, sono sobrinha. A Neoda. Sì, la Neoda. Ecco, che noi altri dentro di pochi giorni andremo a fare anche un video sopra come fare il pan del forno, come lo fa proprio anticamente. E qua abbiamo un drink, Josiel, è tropical gin. Gin È gin tropical. tropical. Nossa, Gin che è da Afante, gin Guarda. rocks de Afante. Ecco, allora abbiamo una bevida un pochettino speciale. Roger, un'altra Prossima live. e fa il drink qua per A un farvi vivo. imparare come fare questo drink qua. Ma- Va bene? Le È buono. un drink, un cocktail, va bene? Giusto? Cioè, ma te lo bevi tu tutti? Sì, perché... Dai, Hai Io visto? Uguale, che tagli. solo il mio quelli. Ma allora ascolta, una volta te sai che poco studio, no? Sto ben qua? Poco studio. Stai qua, vieni qua. Ma di bauchi. No, qua perché allora vevardo tu. Ah, boh. Allora un cristiano non aveva studiato niente. Non sapeva neanche fare il nome. E che ne era tanti che c'era così. Non sapeva fare il nome. E allora poveretti come i ragni, di starte un posto brutto, senza futuro neanche a un, e gli ha detto così, mamma, mi ho tanta voglia di lavorare, mi pararia che qua non vai, te mi assi andare via, ma fiol no, e no, finché un giorno ho detto, mamma, sta triste quanto che te vuoi, mi va in bora. Ci ha passato un fagottino, 2 o 3 Mi robe. arranco. Via. Dato fermarsi e avanti, dato fermarsi a Paraná. Paraná. Arriva là a Paraná, va dentro una revenda, Coronel Vivida, mi dico. ma lì in volta, cioè. Sì. Arriva dentro una revenda e guarda così una barrettina, perché è costumato a parare il cappello. Qua mamma mia sa portare via il cappello. De paia, senza cappello, noi altri avevamo un costume di avere il cappello in testa. Non potevamo andare al sole senza cappello. E vede una barrettina e compra la barrettina. E la barrettina che era scritto davanti, che era scritto in brasiliano, lui non sapeva leggere, che era scritto sou valente, non tenho medo di ninguém. E in portoghese. Allora lui non sapeva leggere e il dia via per strada così, vai ok, sì, vai. Cioè, e lui era un uomenasso di quei forti. Che neanche 90 vuol dire, chili. che neanche vuol dire. Ma anche un pochettino No di come più. mie te. No, no. 90 kg brassoni di ciappare l'arado a pala e trarlo su poi bestie. È il demonio, no? È il demonio. Cavarra butti a mano. Scemi amici tutti, Sì. cioè, quando lei arriva, ti appiassa là, mi vede, mi penso piassità, ma mi temo coronel Vivida. Coronel Vivida, vedete sì. E arriva là a piazza, ciò. E tutti passa un passa l'altro e lo saluta, vede questo cristiano strano là. E che dice, sono di stare qua, mi tocca cattare lavoro. Cioè, quando che arriva un che laureata a prefettura, che ha visto so valente non tengo medo di niente, su parlare il Paraná e città là con 10-20 case, appena Drio sverde le fuori, Sì. era bestie cattive per tutti i cantoni. Magina. vai. Bestia grande. Sì, ciò. Leonfanti. E il prefetto, primo prefetto, cioè, che ha detto così, c'ha che l'uomo che l'era andata a prassa, ciamelo qua. Allora ha detto, ascolta, ti te si valente, te che hai paura di nessuno, io non ho paura di nessuno, ma lui non sapeva che aveva scritto te. Ah, sì. Cioè, là io chiamo e ha detto, ascolta, Valtri, me neme che l'uomo qua per lavorare a segreteria de obras.
Ah, buon, sì. Maria Santa. Chiama la segretario dell'opera che ha detto, ascolta, ti che te sei valente, che te che è forza. Non ti se gavaria na ziboia. Una ziboia. Una ziboia. Una bissa. Una bissa, quelle che mangia bestie. Sì, buon. Ma allora Granda, tutti se la quelle- metteva. Là che n'era ancora indi su parlaccio. Sì. Magna indi, magna bestie, Ah. vacche de latte. Sta ziboia Sì. quando è via e la fa strago, ciò. E chi che ha in fretta? Ma è un leonfante anche. Maria Santissima, Un poi infatti leonfante. che ha dato scioppi, che ha dato mestieramento, armi, tutte su quel che te vuol, ma come me cabissa lì. E il savia che n'era un perao, grande, e allora lui le ha dato, lei arriva a dare il perao così, ma lui poveretto che aveva mai doparà una arma, le fuoco, mai ma le doparà. manna fionda. Ma lui non poteva dirgli a loro. E arriva sto perao su e su, rampega su, butta là e armi in un canton, Sapeva ma la via pissa, doperà. picche furba, la che aveva un posto per andare dentro e un altro per andare fuori. Allora sto perao, e il se muoveva. E allora lui veniva qua via spie, il perao veniva avanti. Il torneo in della via di Drio, il perao del Drio. Ma ho fatto che? Quando a bissa che volesse venire fuori, e il perao se gamo vesto, che mia mase na testa da bissa. Ah. Ma sfrantumata, c'ho sta bissa. Ma la bissa, la il velen, che anche morta la bissa. La seguita sì o no? muoversi, La fa così, sì. la bissa se venisse sta fuori con la testa tutta smaccata, e morta la fuori. Una panza così che aveva dentro due vedei, taglia la panza, tira fuori i vedei. gente. Ma là il lugaccia pa, ma io che tratto alto, me nata a praza, che impinio di gente. Vangloria. Ma l'uomo l'era un eroe. E Sì. l'uomo l'era campionissimo, l'era il demonio, il meglio di tutti. Cioè. Immaginate che l'era anni che soffriva con questa bissa copavis. E Tutti quanta con gente che paura. voleva copar E cabissa non era era via buoni. Ma tutti con Beh, loro che paura. pensano così, bon, se il gacco pa bissa, e il me copa anche, e vara come che ha copata, cioè. Vara ti lui non Sì. dica, dito che le sta il perao, ma se n'ha testa con sasso lui che ha detto. Sì, no? Oh, sì. E che era una tigre. Su parlare il Paraná, tigre l'era. Per amor di Dio, la tigre anche mania gente, copia bestie, incomodea, ma bon, li sapeva Sì. cosa fare. Allora che ha detto così, va, te mandiamo in tre qua, i tre aiutanti qua, meno voi aiutanti neanche un. Meno voi Assieme aiutanti. mi sol. Ecco, assieme mi sol, descartava via. cius ciop in cora, cioè, e lui non sapeva tirare. Ah. E via palmato, cioè. Bon, quando lei arriva via in mezzo al mato, e il gacca sta una casetta, abbandonata. Sì. Ma tinde, via perché sennò tigre copia. E sta casetta la aveva due porte e due finestre. Capisco? Sì. Dentro di una banda, fuori dell'altra. Cioè lui vanti in qua e vanti in là e la tigre vai là un pochettino, gas sentì un urlo. E il gambo là tutto intero, se gambo è disperato. via. Quelli che te Eh. curi ciappano, te ciappa, tigre salti, E la un stia tigre della vai. pianta, scampa di qua e via di là. Quando è andata a dargli un sgraton così, lui strabucca se. Sì. Casca intera la tigre, tigre. sbaglia, lo batti su te una pianta, quasi a se copa, ma la leva su e pega, non pega, ciappa. Sì. Sì. Quella lui, rento, te a casetta. casetta. E ladrio, rento e fuori, se ganno in corto. Ah! Rento, quello è andato fuori, sera porta, fa il giro, torno, sera caccherata, porta, ciava. Ciava. Rento a Passa casetta. tra mela è andato a casa e rivai dove allora la tigre è occupata, guarda, scusami, ma mi ha fatto peccato, la gossarada dentro a casetta, la gossarada là. Adesso mi lavati, fai quel che volevate. gente di Dio, Che ha fatto suo padre. Passa un po' di tempo che era pila oro per l'uomo, che era pila oro. Cioè sente va. dire i primi banchi che se venissero sono stati i banchi del Brasile. Ma allora le sta a Cascavel. Qui che- Io gamena a Cascavel per discorrere sopra assaltanti che assaltava il banco. Che Banco del Brasile ha coppa tanta gente. no? Ah. Beh, infatti ciò io lo mena là. Ah, che era che ha fatto una riunione, io gaccia, ma ascolta, noi che avevamo assaltanti che avevano via tutti Sì. i soldi del Banco del Brasile. Maria Santissima, femo che allora? Armi, scioppi, revolver, metragliatore, lo ga impienio, ciò. E gli ha detto, guarda, gli assaltanti mi ha portato via, tutti gli in mezzo al mato là. Sì. E ti vai là e coppeli, ma dai che do. La polizia che aveva ciapattini, noi voleva era risabbiato sì, quest'uomo. sì. Cioè va, e il vaccio, quando che arriva te un punto là, e vede che sotto una pianta che c'era sapecchi di pignoi, che c'era sporcarie, che l'era l'accampamento degli uomini. Cioè, visto. pensa, dai che I va, dai banditi. che non va, dai che va, I dai che non va, banditi. il sente due che parla, dovina. Sì. Lori. Era lui, in due. Ma due bestie che guardarli fa fin paura. Solo guardarli, cioè. Fa otto che su ta pianta, Sì. sugli scioppi, sul mestieramento, in cima ta pianta. Lei là in cima, cioè,
che altri 2,60 sotto, uno mio, uno tuo, 100.000, 100.000. Che, i soldi? Soldi! Dio spartire i Ma una mano, soldi! soldi! E vai e Dio tira, spartire i e lui soldi. che scampa de pissar, che scampa de pissar, che scampa de pissar, cioè fallo pissar che pissa. Ma è pissa, batti i rami, casca insieme Sì, a quei altri sguizza due su ungadi. partito. Ho detto, ma signor benedetto, ha detto, ma che nel sol, com'è che si deve piovere qua? Cioè? Te quella si ferma e guarda in su, lui medo camufla lì, se sconto tal. Là de una stianta, cioè. Il fa che l'era un pin, Ah, te un ping. te un pin. E lui in pianeta ciapa una boccia e va! Gadato te a schiena de un. Ma una sbocciata, lo gas fenio. E lei le va sul e ha detto, che tu fatto che? Vuto darmi per far che mi non te godato, sì te mi ha dato, mi non te godato, sì te mi ha dato, ciapa il facon e taglia via il collo. Coppa un secco e lui là insieme se cammina tegnesto che dà una ridesta. Sì. E il che te si tira insieme, Adesso resta con tutti i soldi, ma con compagno vengono su te copo adesso, cioè su. Insieme al ping e ai rami, no? Sì, E sì. torno te i rami, e torno te i rami, e torno te i rami, e torno. torno. E sotto che piante, che uno stiramento, e torno, Sì. ciapa, non ciapa, e su da, e su, e zo, e vai, e il ramo mola, come i macachi picca e via. Cioè. Sì. Là de una schianta, cioè. Qui, che il gera, driu corre gadrio, e sbrissia, te un ramo che abbia pissato addosso, Aspetta e un po'. sbrissia, don, cascado, piccate una pianta così. Beh, Rabalta morto. pacca il col. Là va via. Chiama tutti, mi ha detto, ma ascolta, che ti ho fatto come coparli? Vara, che ha detto, gottai acqua il facon, e il col. E che altro? Mega fatto pecà? O go copà, secco, strucca il col. Era valente del buon. Pensati un benedetto valente. Pensati un uomo. Ma andiamo a chiamare quelli che dà forza al nostro programma, andiamo a chiamare i nostri patrocinadori. Dai, Ariela, vai! Você está trabalhando, assistindo, ouvindo música, ligando, enviando mensagens. E nós estamos com você. Nas inovações, nas descobertas, nas informações. E nós também estamos com você. A Dionet Telecom. Manter você conectado é o que nos move. Já pensou como seria bom se parte do valor de suas compras retornasse para você? Cadastre-se no Feito, o programa que transforma suas compras em pontos que viram créditos que você pode utilizar em abastecimentos, lojas de conveniência e outros serviços. Além disso, você pode solicitar um crédito ao aplicativo para utilizar em suas compras. Para participar, basta se cadastrar no site www.sitedofeito.com.br ou pelo app disponível nas lojas de aplicativos. Viu só? Quem tem, tá feito. Ecco, torniamo col nostro filò. Marinho Bianco e Pignate lì, Marinho Bianco e Pignate. Allora ancora abbiamo vacca intolata. Che bellezza, le mie polenta. già, Grazie a Dio. grazie. Ecco, ascolta, altri che si devo vedere anche ti e anche
tutti qua. 1500 persone devono accompagnare il nostro filò italiano virtuale. Denkoi. 1500 1500. Ciao, ma tu si ha. Sì, e chi che non ha compartito ancora, che non ha spartito ancora, allora l'encoi scompartio. Mia vera? Allora chi scompartisse, compartigliare che allora altre persone può vedere, può accompagnare. Mia vera? Proprio così. Galto Fiol, il Vincenzo. Sì. Mia vera? E il che ha fatto una filastrocche. Senta cos'è le filastrocche? Filastrocche, sei versetti che avevamo imparato. Manina mola. Quelle Sì. là, vero? Versetti. Versetti. Tipo proprio poemi così. in forma Sì. di versetti. Ecco. Che gli ha fatto, allora accompagnè. Vede che bel video che gli ha fatto. Metti là, ascoltè, guardè, accompagnè. Ding ding dong, le campane della zona, che le batte tanto forte e le buttano di fuori, ma le porte sono di ferro. Volta la carta, ghese un capello, sto capello se pieno di piova. Volta la carta, ghese una rosa, sta rosa sa di bom. Volta la carta, ghese un melon, sto melon se massa fatto. Volta la carta, ghese un matto da ligare. Volta la carta, ghese un mare e una marina. Volta la carta, ghese una regina con 2 putei. Sti 2 putei fa ostaria. Volta la carta, che ghese finia. Oppa! E auguri al Vicenza, mia vera, Sì. ma che bel tosetto, Bravo, mega piacesto, E questo video quasi sta per altri che si casa, guardare e insegnare ai vostri a parlare italiano, portare avanti la nostra cultura, il nostro italiano, che è la nostra lingua, la lingua che dobbiamo imparare, casa nostra, mia vera. E allora abbiamo un quadro, Marostica, rento qua del filò italiano virtuale, che si chiama Tosatei in italiano. Tosatei che parla italiano. Chi mia se vera. incentivai per il nonno, per la nonna, per la mamma. Ecco. Pur di chi gappi amor, passione per il nostro italiano. Giusto, che fai come Vincenzo, che parla, che canta, che balla nella musica italiana. E qua abbiamo una partecipazione speciale da Maite Isis Baldissarelli. Zanata, Proprio, Baldissarelli. De 3 anni, fioi, ma che bellezza, de guapo re. Proprio. Allora, guardiamo e ascoltiamo, accompagnè. Vai. Che bellezza, fioi de Poi adesso truccamo, ma che ho visto, 3 anni. Piccinina, 3 annetti. E abbiamo anche la Milena Poletto Pinzetta de 9 anni de casca. E la Zé Fiola di Flavio. Ah sì, te conosci? Sì, a sua mamma a Zé Paoletto. Ah, che è della Rassà. E Flavio che le pinzette le qui che fa è tole parlanti qua di là il pel mese. Ma che bellezza, belle tole. Era 9 anni, vero? 9 anni. E là del 30, là di casca. Là della linea 30. Ora a compagnia assistiva Vardeca Tosetta qua de 9 anni, fioi. Che bellezza, eh? Vai. Mi chiamo Milena Poletto Pinzetta e vi canto la musica L'America. Dall'Italia noi siamo partiti. Siamo partiti col nostro onore. 36 giorni di macchina a vapore. E nell'America noi siamo arrivati. Vai! America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel massolino dei fiori. Milena,
mia querida, cara, Pauletto Pinzetta, tutti là del 30 un struconasso, La de casca, proprio vera. Ecco. E te che te che guardare il video che te che è un tosatella, una tosetta, chi parla italiano, incentivili a parlare ancora di più. E fa un video sempre che il telefonino, il cellulare, te orizzontale buttato, mia vera. E qua che nel numero, qua c'è la mia banda Sanca, che nel numero, che è 54 99909 5476. Mi parla ancora il numero. Guardate qua, il telefono, qua c'è la banda Sanca, le 54 99909 5476. Manda il video che nanti omolemo qua la nostra live, il nostro filò italiano virtuale. Proprio così. Ecco. Andiamo a parlare dei nostri patrocinatori. Bisogna Te parlare. me giuti. Sì, vai. Ora parliamo della Pian Alimentos. Pian Alimentos, vuto qual? De gatti o de cani? Ecco. Rason per cani e gatti di altissima qualità e di pesci con altissima conversione. Ghetto bestiolette di estimazione. Ghetto priorità è una delle marche della Sorrason. Priorità, perché priorità se che dà alla famiglia e tutte quante le bestiolette di estimazione. Proprio vero. Dopo che abbiamo la Baspan, botta super leve, il meglio stivale che ha pestante il Brasile. Guarda questo qua. Sinti che liviani. Prova Sinti. Gente, che bellezza. Vincenzo, vieni qua Vincenzo. Com'è che te, Vincenzo che ha fatto un versetto del Vin Le Bon, parla Baspan? Ah sì? Sì, lui che ha fatto lui. Che ha fatto lui, ma che ha fatto in brasiliano, vero Vincenzo? Sì. Tu vai a lembrare o no? Vieni qua in mezzo. Sì. Vedemolo, Ecco. canta. El vin, el bon, le un bel bicer, È meglio la serva che in cavalier. Coloquei uma bota, Baspan nos pés, fiquei um dia inteiro, me deu um conforto e não deu chuva. Bravo! Che bellezza! Che bellezza! Hai visto? Auguri! Lui l'ha gadontata! ti Tu non è fracco no, bravo! Che abbiamo la loggia Paludo anche che Vincenzo lui è il modello? Modello das lojas Paludo. Paludo sua moda, seu estilo, che veste e calza toda a famiglia, il nonno, la nonna, tu satei tutti quanti. Quando ti compri solo R$250, ti guadagni una sacola ritornabile per aiutare il medio ambiente. Fantastica idea. E se te fai anni te vai a comprare, che il giorno di anni ti alloggia Paludo ti guadagni ancora dopo di essere barato. Ecco, 10% di desconto. Che allora, bellezza. te città di Casca, Paraí, Serafina, Guaporé, Sananduva. Marau, Sananduva e anche a Tapejara. Va bene. Un altro patrocinador è la Vodka Raisca, la vodka che fa la meglio caipirinha. Proprio Hai così. visto? Ecco. E da diversità grande dei prodotti. La Dealnet, provedor di accesso a internet con tecnologia fibra ottica, nostri parcerassi. Che abbiamo internet abbondante. A Sestoni. A Sestoni a Cascafora. Ah sì? Toccasse a sbadilare. A sbadilare allora. Avevamo allora, parlare di tutti, Postos Buffon. 88 posti qua a Rio Grande Sul, 2 a Santa Catarina. Quando te vedi a che te vedi Postos Buffon, te si casa. Fermete là. Fermete. La Tecati combustibile di qualità, prezzo giusto, buon attendimento, i professionali qualificati, treinati per attendere, frentiste, logge di convenienza, ristoranti, lancerie, loro ise di assar la gente confortabile e di buon gusto. Pensi, i nostri clienti bisogna che si senta bene, non solo te la bastesse, non andare là a impedire il tank e andare via, e sentirsi a casa, una rete di Postos Buffon. Ecco. E quando vai via con la macchina, per l'amor di Dio, non andare via con pennei. Non c'è pari busi anche. E non c'è pari busi, Allora pennei per auti, camionette, camignoni, macchine pesate, macchine agricole, fuori di strada, qualche tipo di pennei, ti cati in te a modello pennei di Bento Gonçalves, capito il discorso? Modello pennei di Bento Gonçalves, rappresentante Bridgestone e Firestone e tutti i lavori di borracciaria, balanceamento, geometria, tutto quanto. Godito modello Pennei. Giusto? Ascolta Marostica, Che è? un struconasso a tutta la turma di Rassimigna, famiglia Vedelago,
famiglia Zanlucchi e famiglia Pasqualotto. Tutti dei Rassemigna. Tutti là di Allora, quante persone si devono guardare? Quante persone devo guardare, devo accompagnare, devo assistere? 1000 e sempre 1500, 1300, 1400, sempre devo mantenere il nostro livello, il nostro... Arriva a 1500. Oh, guarda, ti Che se no. spettacolo. Immagina se no. Vabbè. Vanti così. Gavemo i fradei Sadinello. Qua che sonate tusi, sonate. Boh, adesso allora per finire con le storiette famo il sifolotto in mano. Che la sente va dire Anzolini. Va dire Anzolini. Mi sono assesto in colonia con l'ora peso di un can, mi pupa era un ferret, l'ora è un copar di man, mi ha fatto un sifolotto per soffiare e far baccan, e son venuto in città ed esplodi a sorrivare col mio sifolotto in mano. Un giorno son da cantare di una festa di San Giovan, una canzone che il luga fa col pensamento a lontan. I fabbricieri diceva via di lì, brutto can, mega tocca a scampare per essere io cantare col mio sifolotto in mano. Una sera son da ballar di un salon di un brasiliano, misera lì che ballea con la fiola di un italiano. Quando il vecchio il me vede, il mi dice fiol di un can, perché mi quando ballea le gattoline che fea col mio sifolotto in mano. Vale bella, taglielo! Mego catta un'amorosa, una fiola di un aleman. Sto vecchio il beve a tanto, l'era proprio un scalzacan. Una sera l'arriva ciuco e ga fa su un baccan. Lui era lì che il bardea, in quanto mi la strucchea col mio sifolotto in mano. Quando mi go marida con la fiola dell'aleman, il prete l'ora mi dice non vuoi in chiesa baccan. Quando il vede il sifolotto il mi dice va pian pian, una sifolata goda, così mi go marida col mio sifolotto in mano. Fantastico! Adesso noi devo ascoltare, Mario, pianetto là, eh? Sì. Ti parecchia la frotoletta che ti ha visto una mente quando tendei il baile, vero? La storia! Ma, sì, la storia, no? Una storia. Allora, i baile, devo ascoltare come c'era i baili, com'è che fai i baili una volta? Quanti anni? Metti a vedere 50 anni in trio? Dell'à in su? No, 50, Sì. 60. 60 Intorno anni. dei 60 anni, come che era i baili? Con te. I baili, guarda, l'era una saletta, lui diceva che impienì il salone, ma l'ora era di 2-3 metri quadrati. Ah, c'era una sala Fai sì, presto a impienirla. sì. Ma al finale, divertiti, con la seccia e portare il vino, con il menestro, e tu le sue minestrate di vino, beveva tutti contenti. E i balea per solo come fosse qua, guarda. Qua là in cima ti sentiva il grum, e ti qua sotto, quindi aiutai a cavare il vino a botte. Ah, l'era su del sole. Sì, se lo sto sopra, su in cima. Te una sala. Una saletta piccinina e Eh. tutti che beveva vino, perché là dell'interiore dove era poca gente e tali sotto i coloni, loro riportavano una seccia di vino, lì a botte. Una volta quella che finiva il vino e che ha chiamato Luca che aveva forza levantava botte e che ho fatto Ma venire si fuori. Mi siete fatto venire fuori. Ma come testa qua su? Ma che Maria. se mi ha visto fuori i fiori? Ma andato Tu tutto. sei verde a fiori pannanti l'era vin del mondo. Ah, buon. E sì. il baile scommissia, quando che era gente,
e il venia quando che era pino, che era contratti. Hanno che era ora. No. Finché che era gente che balea, tocca star là. Scomincia con 2 3 e quando che venia che era più poca gente, ma fin tardi di notte. E che n'era anche a baili che metteva per bever birra o no? Ah, birra che beveva poca. E quando che veniva a birra la ingiassea come? La ingiassea tem un mastel col gelo, così ti compri a gelo. Giasso, con un tascio o un mastel di quei de Sì, ua. mastel de ua, Sì, quei, butti rento là. E il giasso veniva che aveva farello intorno. Ma pensi tu, con farello intorno. Sì, e nanti se andasse con l'ardò il farello che sarà piccinino per ciucciare lo tocchetto. Tasi manco. Vi pensate di aver suonato da casa di Angelo Cantelli? Ma quanti vai? Ma là la sala era de... L'ala era grande, l'ala era grande. Io ne penso che... Passei a me un mese, che mese, mi dà che baili tutti, cada 15-20 giorni era baile. Questa era su Terre Costa che si sapeva, sul lato vedevi il cavallino di Angelo che veniva e diceva, guarda là, lui viene cerca per andare a suonare. Allora, la comunicazione di quel tempo là, la era fatta di bocca a bocca. Bocca, non che c'era telefono. Non che c'era le radio, non che c'era telefoni, no. E che c'era, ma non parlano altri qua. No. La nostra regione non che c'era radio, telefone, meglio di comunicare, di avvisare che era il baile, è bocca a bocca, casa per casa, si fa sapere. E allora Angelo Cantelli che aveva un cavallino, che era ritrattista, Coi passuei, ecco. sempre coi passuei insieme ai cavalli. Sì. Alle gaverento le macchine, sai quelle che metteva il panno negro, sotto che Sì. sempre a tirare E chi era ritratto. così, Allora veniva a avvisare, fermo il baile, Sì. può venire. Sì. E guarda che il tempo l'anno che era contratti, era tutto per bocca, il fio di bigode come chi diceva, Sì, una volta. sì, Ma che ha mai dato un problema di non andare a suonare senza papel, senza neanche mai neanche un problema. E era di parola una volta, setto. Era tutti di parola. Magari nanti quei che era mia si scriveva. Sì. E vi pensavo di Guerino Orbo? Mamma mia. Mi go imparare un poco di lui, suonare. Che tanti- Devo guardarlo, mi piccenino, devo guardarlo là del baile, intanto che lui suonava. Lui mi vedeva mia perché era orbo. E allora Ma- ti te stai a osservare per imparare. attento, la vede come che il feia. Così. No, guarda che spettacolo. Era così. Maraviglia, Sì, maraviglia. che storia. Mai andato innanti noi come un che mi ha insegnato qualche Insegna cosa. avanti, che vai imparare Senza per dopo. conta. professori, senza, non Sì. neanche non chi ne era professore. Imparare con la intorno. voglia di Neanche a voler radio imparare. non si aveva. Amore ragazzi. Allora dopo mi ho detto a me falecido papà, se te mi compri un radio, mi vuoi più in volta neanche a domenica. E ciò mi pensai che l'era neanche, dico, la compra mia, perché sai che una volta invece gli era duro, cioè che si passò un rosa, che stia qua addosso un rocche. Fratelli Ivo, non so ti che questo Ivo della Rosa che era lì. Ma lo sentivo dire. Sì, sono rocche. A Pie, e che vendesse sto radio, cioè che mi ha comprato radio. Transelmo. Transelmo a Sì, marca. sì. Fiancoi di Oh, sì, di Erelo a che? A piglie? A piglie. A valvole? Sì, sì, Sì. sì. Tu che intaccarlo e aspettare un pochettino? Sì. C'appia le radio di Ah, San Paolo, mia vera. La radio Sì. Aurora, San Paolo, i sertaneggi di San I Paolo. Degar de Sousa. Edgar de Sousa. Zebetio. Degar de Sousa. La mia mamma ascoltai a radio, la mega mettesse il nome di Edgar perché l'ascoltai Edgar de Sousa. Esattamente. E al fine di settimana, il sabato, si ascoltava le dedicatorie che era a Radio Alvorada de Marava, Radio Aurora de Guaporé. E la radio de Vaccaria. Vaccaria, Sì, al Vaccaria. frate, Radio un frate, quella alle no. 6 a ora da Ave Maria. Signore. Sì, ciò, quelle stai prime radio, vero? Prime radio. Allora al fine di settimana mi caro mi ascoltava una musica 2 volte e mi bai che Sapete. Te la era mettevi facile via. imparare, ma non era altre maniere, toccava questa cosita. Ma Se picchia per radio così, è sempre Sì. poi de rapidez per Sì, decorare per imparare. Gli aveva una Ma breccia también che buona. piantare si è mai impegnato con la testa, ma che l'andare rischio. Natalizio! Spettacolo! Che bellezza, che meraviglia! Volevi mandare un saluto a qualche tu? Misi, e ti anche? Va con Bon, mi che mando un struccone a tutti gli ascoltatori, gli miei amici, la Gola Mefiola Rachella, Camboriú, Ghinoppa Sufundo, Casa Laisa, la Medona a casa, a tutti che mando un abbraccio di Tamandua, proprio di quelli che strucca. fin le onge. Quei Euclide. tutti. Chissà che ore qua tanti se mi sono dato al baile che Euclide il Sonea.
quasi certo che che Valdir chi sonera. Agora volte uma che si canta amorosa gente, con i quando giardinelli che sonera. Sì, vengo marità, perché con il baile di Giardinelli. E dice, si te che sonarmi baile di quando che me go maridare. Anche vero, si maridea che sono Baile de casamento. Sì. e che sgionfe di carne poi. Sì, perché carne si Una mangia di volta casamento. che si mangia carne cada Ogni tanto. da tanto tempo. Ecco, no? allora quello che idea. queste lì l'hanno incinturata. Un dei gusti di andare a suonare era anche a passarla Ma bene. ja. Oh, con certeza. Sì. Sì, perché era stretto per tutti. Se me hace parla un cammino sì, che ti sì. Parla adesso. Adesso posso? Teste e poi. Posso farlo? Allora vorrei andare con struccone a tutti, anche a me. In primo luogo, guarda qua la mia sobrina, che è qua, ella, su fiol, che qua che ascolta e che ha portato il pane. Ma Opa! quella visto? che a vivo, quella che lo demo a vivo. Sì, E dopo le menette, che no, una netta sola, la Marau. Ma quella là, ormai ha 13 anni, capisci? Ma non solo un nettigno che ha 4 anni, allora quello non ascolta neanche, mi dico. Sì. Ma le mie fiole che le sa passo fondo, la Sandra, e Dinei, i Megeri, De Nilso, Edoardo, e Vando, la sua donna, mia donna a casa, si ascoltare, tutti. Ecco. Tutti i parenti e ascoltatori. Pareio. E siamo chiaro alle vostre Un donne. struccone proprio di voi, perché che la gente che deve ascoltarmi, devo vedermi. se Dio vede e merece di più di un struccone, un Sì. segon. Ecco, Mia Ma vera. no, basta Tony una Denti. masella. Ma che siamo chiaro alle vostre donne, vuol dire anche a tua, Sì, sì. che va di qua, sei sicuri. Sì, Non sì. Sei tranquilli. E da Marco Marino in De Gatto, sinto firmezza. Ma ascolti bene, Marino l'ha andato un baile una volta. Quasi, ma... Là di orsi, perché non atti qua Serafina che tanti orsi. Com'è che sei stato quel baile, Marino? Mi vedico, un pochettino dopo che Valtteri sono essi i baile, allora mi sono un pochettino più dove, Sì, non ti tanto, simula, ma- non tanto, ma allora che avevamo combinato andare un baile lassù della comunità San Giuseppe che pertence a Montaurì, ma che chiama su di Orsi, perché là è pure Orsi. Allora andati a piedi, di andare, mi e nanti 3 amici miei. E scendea, facciamo il seguente, là è quasi pure Orsi. Ma quel del 94 che balla con una donna che lega mia il cognome Orso, che l'altri 3 tocca pagare mezza dose di birra. Armenti. Fatto tipo come una sfida. Sì, Cioè andai. Arriva là, vai un, bala. Com'è che è il tuo nome? Norma. Norma o che? Orso. Oh, là, vai. Vai che l'altro bala. Maria che? Orso. Ai signore. Oh, Va va, che e l'altro bala. Com'è che è il tuo nome? Clarisse che? Orso. Ah, ma signore, là non tinha. E vai, è orso che te orso. Va un mi. Va un micio, puscio una bonitona là. Stasera. Morenassa. Mio signore. E allora? Comincio a ballare. Epa, musica lenta ancora. Cioè. Opa, proprio de Allora, sai che a musica lenta non si ballea? Sì. Senti, si ballea e si fa cosita. Oh, cavar palanchi. Se che dà la levantadina, cioè, e vai. Com'è che è il suo nome? Você è di che famiglia? Mi, né? Per parlare in portoghese, né? Per fare una media, Falea, quello non stupido, ma mi voleva parlare meglio Brasiliano. impressionante. Falar in cinese. Você è di che famiglia, come testa? Era la cadetta, io sono do santo. Oh! E mi ciò più buon tempo di ridere, dico guadagna le birre. De repente finiva la musica. Você è do santo? Sim, la cadetta. Do santo orso. E il gaitero. Qua. Devo vedere, Marino, mi si appignato. Sì, che lo vai da Dendecchi e Drio vedermi no anche. Le città che si devono accompagnare Nantri: Curitiba, Caxias, Marília, São Paulo, Sarandi, Rio Grande do Sul, Quilombo, IP, Benedito Novo, Santa Catarina, Passo Fundo, Pinhalzinho, Londrina, Concórdia, Curitibanos, Parobé, Marau, Guaporé, Coronel Freitas, Santa Catarina, Nova Araçá, Venâncio Aires,
Ipumirim, Santa Catarina, Canoas, Nova Prata, Chapecó, Pinto Bandeira, Doutor Ricardo, Palmas, Paraná, Rio do Oeste, Santa Catarina, Dois Lajeados, Paraí, Cerrada, Santa Catarina, Caibi, Santa Catarina, Quilombo, Santa Catarina, Porto Mauá, Santa Catarina, Nova Veneza, Santa Catarina, São Domingos, Pinhalzinho, Santa Catarina, São Miguel do Oeste, Santa Catarina e Xaxim, Santa Catarina. E qua un pochettino le demo ancora di più e altre città che si devono accompagnare. Che c'è un qua, che è da Pennsylvania degli Stati Uniti. Maria Santa! Opa, te si qua. E lo chi è quelli? Da Pennsylvania. Potevi andare un pochettino più distante. Devo accompagnare. Un truconasso allora. La Stati Uniti, è lo che ora la via. Scrivi dola. Che ora è? Pennsylvania, Teseua. Stati Uniti, avete visto? Maria Santa. E che abbiamo ancora una striga qua un pochettino altri le demo. E se non ti hai scritto ancora il nome della tua città, approveita adesso e scrivi là il nome che noi parliamo qua. Vera? Vabbè, ancora qua, avanti a fin, la frottola del 147. Ma adesso noi andiamo a Sananduva, che mi ascolta, mi vede, che abbiamo una muccia di amici là, e là che si Vilmar Gusso, che viene a parlare sopra un programma di radio italiano, che lui deve fare 30 anni di programma e vuol fare una live. Che meraviglia, che buona iniziativa da tirare avanti il nostro italiano, non solo in radio, come anche del filò italiano, tele live. Devo vedere cosa che mi dice. Vai Vilmar! Buonasera, buonasera, che allegrezza, che piacere essere qua nel Filò de Marostica. Un saluto a tutti quelli che si devono guardare, quelli che si devono partecipare di questo Filò. Mi sono Vilmar Gusso, sono dall'equipe di Italiani Buona Gente della Radio Sananduva, qua di Sananduva, Rio Grande do Sul. Fai un programma italiano al sabato dalle 7 fino alle 8 ed ero ormai a 30 anni per aria. E approveitiamo questo momento per fare un invito a tutti gli altri. Il giorno 1 di luglio, il giorno dei 30 anni del programma Italiani Buona Gente, faremo una live alle 8 di sera sul Facebook di Vilmar Gusso per commemorare, per compartilhar con tutti gli altri la allegrezza dei 30 anni per aria. Ringraziamo di una maniera speciale Marostica per questa opportunità. Grazie Marostica, grazie Marinha e tutta la vostra equipe. E l'invito il giorno 1 di luglio sul Facebook di Vilmar Gusso il filò dei 30 anni del programma Italiani Buona Gente della Radio Sananduva. Ciao a tutti e scusare le ciaccole. Oh, meraviglia, no? Ma Vilmar, che lei gusto, che ne tanti gusto, che ha fatto che c'è un giorno e è andato in una comunità, la comunità di Mariussa Guidea, no? Là di Sananduva, e che c'era diverse famiglie là di tirare su miglio. Per mettere dentro tira dove il muccio, dopo passai la carretta con i boi e portai via. Allora famiglie Zucco, Sagiorato, Gubert, Vanzet e anche Alemani, Kitzke, una cosa così, mi è facile parlare il nome. Allora queste famiglie era di tirare do miglio, che ha fatto un piccolo video che ha dato milioni di visualizzazioni, di vedere come che si tira do miglio una volta. Vai! Qua comunidade del Mancurta, interior de Sananduva, Dio chi spacca via Miglio. Questo zucco, c'è per qui che credeva che se sapeva più spaccare miglio, guarda come è facile spaccare miglio. Guarda che bellezza. Così che si fa, e si fa ancora fin un po'. In forte a terra dei monti è così. Altro che le macchine che tol su 200 sacchi di miglio cada 10-15 minuti qua, sente la mano, guarda. Qua viene il carrettero adesso a cattare su con la carretta e i boi. Tutto moderno. Qua a Mancurta, intera terra dei nonni Guberti, né? Guberti, Zucco, Klitski, Sagiorato, inteira, Sagiorato. Prima per mostrare come che si piantare catarso milho, onde se le montagne, né? Così. Quella sulla ride, non so perché. E qua carga su in cima la carretta, dopo va per il paiolo. Là del paiolo fa su che dopo sul milho? Dopo solo macchina o dopo ai vacche.
Che spettacolo, che maraviglia. Quanto milho. Mi me penso di una volta che noi siamo andati a tirare su milho in cima a un monte di un giorno, perché era mais o meno che epoca qua, perché se che metteva a tirare su tutto il milho, perché era tutto a mano, ma ha dato una epoca trista, soldi per buttare adubo non se che ne aveva, che n'era una maccia là, che l'era brutto, e se che passato sotto la rampeghina, la peste, loro ha dato pure i pannocini così, te lo tirei do limpo, quando tendei tratte il muccio, che n'era vento su in cima al monte, tocché a tirare un 5 metri in qua per cascar in cima al muccio, e se che aveva pratica del vento e se fa il muccio, guarda, che ne avevamo passato, mia vero? Vero proprio. Ah, L'era così. quante strussie, quanto miglio per impianire a caretta colpi i pannocini. Roger, de che si dio vedo? Qua che sei, de Vista Alegre do Prata, Cascavel, Paraná, Primavera do Leste, Santa Catarina, São Valentim, Esteio, São Miguel, São Paulo, Sananduva, Caibi, Santa Catarina, Silveira Martins, Alvorada, Bento Gonçalves, Vespasiano, Coreia, Sobral, Ceará, Chavantina, Santa Catarina, Pato Branco, Paraná, Ijuí, Friburgo, Santa Catarina, Campestre da Serra, Santa Catarina, Charrua, Benjamin Constant do Sul, Rolante, Carlos Barbosa, Palmeira das Missões, Eldorado, Minas Gerais, Renascença, Paraná, Serra Alta, Santa Catarina, Santa Rosa, Porto Alegre, Novo Horizonte, Santa Catarina, Água Doce, Santa Catarina, Ceará, Palmitos, Nova Brescia. Olha! Não que eu vou ganhar o Festival da Buzia. Garibaldi, Ouro, Santa Catarina, Lindóia do Sul, Capitão Leonidas Marques, Paraná, Casca e Foz do Iguaçu, Paraná. Spettacolo! Che lo che era, Vincenzo? Un colombo me darme o... Un colombetto te che ha portato a scartafaccio qua, vai lì di là allora. Una colombina? La colombina, la galeale, la colombina, la galeale, e coleale, la tocca il cielo. La tocca il cielo, le longa. Le longa. Vuoi mandare la musica che abbiamo cantato? Sì. Pa Fernandon, Miri e tutta la famiglia là in Camargo, che abbiamo cantato, te ricordi? Sì, ciao. Loro è sempre Allora chi accompagnato. che Dio parla là? Ma mandiamolo. Ah. Isaias Fante. Opa! Vuol mandare i parabéns e auguri a sua sorella Gabriela, che ha sede compleanno. Opa! Oh, che bellezza! E la fa parte del marketing di Affante. Oh! A Gabriela allora. Loro che sono i nostri patrocinatori. Isaias, ecco, Gabriela, Carol. Tanti Giulio, auguri, tutti tanti infatti, auguri. Renato, saluto struconazzo, Bellezza, Francesco, grazie. Ciao. Ascolta, una frottola, una barzelletta. Quando che andava ai baili, beveva anche a cacciassa, vero? E sempre che ne era anche qualche ciucco. Ma conforme i soldi. Ah sì, eh? Quei chi aveva pochi beveva caciassa, chi ne aveva tanti beveva birra, né? Beveva birra. Proprio. E allora qua cacciassa feia ciucca proprio sguelto. Ma allora che ne era un cristiano, che lui era esimio ciucchetto. Conosceva tutte le cacciasse che ti puoi immaginare. E rivede a bodega, la cacciassa, beveva sta cacciassetta, guarda che buona che cacciassetta, quasi 7 campi di pirasicaba, no? E il bodeghero che guardava così, tu capisci proprio di cacciassa quelli. Poi andava in un altro traghetto là, butta l'altra, solte snasare che ha detto, questa quasi è veligna camponesa. Beh, pensavo, cacciassa camponesa. E il bodeghero le sta così che ha detto, ma sarà proprio che capisce di cacciassa quelli? Dai un'altra là che ha detto, questa qua è trisfacenda. Ma già le conosceva tutte. Là è una scianza, porta un'altra. Allora, là il 7 campo di Piracicaba, trisfacenda, camponesa, tutte. Che porta una laccia. E che ha detto così, che cacciassa qua te conosci mia? Poi che ha detto, dammi qua. E il tasta, e il vendrio, e il tasta. E gli di cacciassa quasi fatta di alambico, di Tony Zardo d'ora rente Rio Carrero, a Safra l'anno passato, di canna che non agaccia pa un pel di brina. Che
E il bodeghero, cioè. E gli ha detto, adesso mi go una cacciassa qua che dovido se te sai dire che cacciassa cos'è. L'è andato via di dire, c'ha un poco spirito. Spirito. E butta dentro te bicchiere. E l'è andato via di dire in cucina la donna e la fiola. Gli ha detto, donna, pissala il boccale. Nel boccale, no? Sì. Allora la donna, ma sì tomato, pissala il boccale. Pissate il boccale, lui ciappa un cucciaro, butta dentro un pochettino di pis da donna, dentro il bicchiere che era spirito. Spirito e ciappa il boccale, butta via, fiola, pissa qua. Man, pupassi tu ciucco, pissa, volta in Dio la pissa, ciappa 2 o 3 cucciarai di pisso, butta dentro, va via te a garage, no? Che aveva un Chevette Tubaron 75 sfinio. E l'orso là, Sant'Orso che ne aveva un Questo era negro. l'era scendere con negro, cioè levata sul capò, tira via la vareta e lei resta un color cacciassa con bitter, lei resta alla bitter, cacciassa con bitter, lei vegnesto, cioè pien perché no anche bisogna che pien bocca, no? E vieni in pianeta così te prova ad essere si buono, vuoi vedere se te capisci in cacciassa e lui ragazza sta agappa il palo Una pacciugada. hai che pensare e gli ha detto cioè l'ha proprio degustata, sguaratata, ha fatto di tutte. Quando lei era arrivata a fin del bicchiere che aveva quasi bevesta tutta e gli ha detto guarda che ha detto desidero coparme ma con una triste notizia da darti, ma triste, guarda che lì la tua donna ha una brutta malattia, tua fiola è gravida di 3 mesi e il motore del Chevette le fundio. Ma te affini il gatto dopo che batteste il record in coi quando è dotta lì che non batteste il record 1700 persone è serio Josier, è serio, ma se potesse basarvi tutti gli altri mi ve basaria Vito ma che bellezza 1700 persone siamo com'è che mi dico giremo il mondo questa qua la gira il mondo. Boh, adesso mi go un poema bellissimo, vattimi a sé pare c'è tutto banda de là, vatti mi fa il poema col poro prete Gioan Leonir dall'Alba del libro Stiani in Colonia Notte de Brina. L'inverno, la notte la è chiara come un specchio, se guarda le stelle somiglia a vedere il presepio coi angeli nel cielo, neanche un pel de vento, un silenzio solenne, tutto stacito fermo, ma neanche i grilli noi siga e un can sbaia distante. Fa freddo, ma tanto freddo. Le ore le passa, le stelle se sbassa, un gal del puner de Giacomin canta a tutte le ore e fa cantare i gai sarai nella capunera de Carino. E fa freddo, ma tanto freddo. E l'aria chiara che ti taglia la faccia e pin pianin cade al saren sulle foglie perché se le 4 della mattina. La brina scomincia a sbiancare il pra, nelle strade in baraie il gelo si alza 2 dei, dai perai si molano candelotti d'argento. Fa freddo, ma proprio tanto freddo. Un'infarinatura bianca, querde le vigne e le scandole, banda mattina scomincia a sciarare. Le foglie ingiassae, le slusa con la prima luce e la brina, la grande brina buona per il formento, ma rovina i fasui tardivi. Le ultime foglie delle vigne le cade dopo il peso del giasso. È mattina, è dì, e il gelo, come un'insiol delizia, guarda la stua e il fondon. Le vacche buttai al saren, le fa levarsi su l'aria fredda, nuvole de calda fumana. Son le 6 della mattina. E il camminarte l'erba già assada, non bagna neanche stivai.
mas gioca come rami secchi e dal punerge andò, scomissiando de sopra i monti, parando via l'ombria, viene il sol. Sì, viene il sol, perché in tel vignal le belche senza foglie e riposa. Tutto riposa perché c'è inverno. Ecco, che bellissimo, no? Notte de brina del poro prete Gioan Leonir dall'Alba. Così, vero? Devo verso vedere un piccolo video di quei de Capitan Leonidas Marques, là del Paraná, che loro fa programma di radio in italiano. Devo ascoltarli, cosa che anche loro sa fare in italiano là. Vai! Salve, salve Marostica! E anche a tutti quanti della live del Marostica, dei nostri italiani, la live dei nostri italiani. Noi siamo qua di Capitone das Marche, dove abbiamo un programma italiano, tutti sabi, dalle 8 alle 9, che a radio vai di Capitone das Marche. Siamo rento del www.radioai.com.br, tutti sabi. Mi, Moacir Lucetto, Nono Beppe, e anche abbiamo invitati come Nono Forcellini, Zio Sadi, Tiozinho Quadri e Nona Genoveva. Portiamo avanti un pochettino dei nostri italiani per la nostra gente qua della regione. Allora, quando parlo di italiani, caro, mi viene su il pel di oca, perché i ha tribulato tanto perché noi abbiamo la cucagna del giorno di incontro, non è vera? Allora, vuoi salutare, caro T, Maroschi e tutti quanti, per la bellissima idea che è di portare avanti la live in questi momenti difficili, delle pandemie, per non lasciare morire il nostro italiano. Grazie, caro, un struconasso. E sono qua io che bevo un vino fatto latte a casa del papà, genuino, Cantina Lucetto, caro, e anche ascoltare per disco di venire un pochettino dei nostri italiani. Un struconasso, che Dio benedice a tutti, e faccio invito a tutti gli altri. Invitei i nonni, le nonni, portei i tosatei da rente per ascoltare la live di Marostica. Devo, gente! Ciao, ciao! Beleza! Ô Moacir, un struconasso a ti, tutta quanta tua famiglia, tutti gli altri là, che fa quel bel lavoro di portare avanti la nostra cultura. Ma che ne anche il nonno Beppi. Il nonno Beppi che appare c'ha una storietta. Andiamo a vedere, vai, mola il nonno Beppi là, dai nonno! Allora noi mettiamo Nonno Beppe, che è un personaggio che facciamo la radio lì, qua di Capitone das Marche, e allora invito tutti martedì a ascoltare il programma del Marostica. E allora ancora voglio contare una storietta, che è una storia là, quando il misile è venuto, là d'Italia c'è il navio al Brasile. So che mi parlo mio italiano qua a radio, parlo un brasiliano, mezzo puxado, cosita, e allora la storia è cosita. Já uma vez tinha um tio meu que veio da Itália, partiu de lá num navio, daqueles navios a vapor, vieram de lá, a máquina veio para cima e para baixo. E daí estava vindo, pelo amor da Dio, não é que me dá um daqueles tufões lá no mar, e vira tudo aquele navio, mas olha, não sobrou quase nada. E, milagrosamente, esse meu tio, não é que ele se salva, foi parlando, chegou numa ilha deserta, e ficou lá uns 10 anos mais ou menos que estava lá perdido, sozinho, isolado, não tinha contato com ninguém, um fim de mundo que te falo. E todo dia, quando ele acordava de manhã, ele ia lá para a praia para dar uma olhada, ver se não via algum navio, alguma coisa que viesse salvar ele. E daí, passa um dia, 2, um ano, 2, 3, fazia uns 10 anos que ele estava lá, uma manhã, que ele está indo lá para aquela areia, olhando assim, por cima do mar. Diz que de repente ele viu um vulto assim por baixo da água, diz que não sai uma loira, pelo amor de Deus. Uma loirona, 1,77 m, corpo bronzeado. Veio para fora, deu uma olhada para meu tio olha de cima embaixo, falou, mas que tu tá fazendo aqui? Daí ela falou, eu que pergunto, o senhor mora aqui? Ele falou, sim, 10 anos que mora aqui. 10 anos? Mas como assim nunca voltou? Não, nunca veio ninguém aqui, todo dia vem aqui ver se vem alguém para de repente me salvar, mas
Final não veio ninguém. Aí tchau, disse que ela falou, viu, só um pouquinho. Tchau, tinha uma roupa daquelas sei lá como que chama aquilo lá, para os mergulhadores, tudo cheio de zíper daqui, dali, tchau. Só que ela pega assim, abre um zíper no lado, assim, do braço, tira fora um cigarro. Ele falou, quer fumar um? Oh, pelo amor de Deus. Ele meu tio passou a mão naquele cigarro. Olha, deu tempo dele acender, 2 tragueadas, só chegou na bituca já assim ali, a brasa, pelo amor de Deus. Aí já disse que ela puxou do outro lado assim numa coxa, já abriu outro zíper, já ela tira fora um copo, um copinho daqueles de tomar pinga e um litrão de jameta. Pelo amor de Deus. Olha, ele pegou aquele litro de cachaça, ponhou uma dose, tomou 2, 3. Olha, já que ele chegou nos pés do camelo, secou o litro. Aí tchau, passa ali mais um tempo, tchau, ela pega aquele zíper que fechava embaixo do queixo, né, e começou a abrir, tchau, começou a abrir, quando chegou à altura do peito, tchau, ela falou assim para ele, viu, e quanto tempo faz que você não tem mais prazer aqui nessa ilha, aqui sozinha? Ele fala assim, vai me dizer que tu tem uma gaita ali dentro. Bravissimo! Vai me dizer que tu tem uma gaita lì dentro. Una gaita de boca. Sì, una gaita ma de boca. Diamo ai nostri patrocinatori quelli che dà forza al nostro programma. Vai! Você está trabalhando, assistindo, ouvindo música, ligando, enviando mensagens. E nós estamos com você. Nas inovações, nas descobertas, nas informações. E nós também estamos com você. A Adionet Telecom. Manter você conectado é o que nos move. Já pensou como seria bom se parte do valor de suas compras retornasse para você? Cadastre-se no Feito, o programa que transforma suas compras em pontos que viram créditos que você pode utilizar em abastecimentos, lojas de conveniência e outros serviços. Além disso, você pode solicitar um crédito ao aplicativo para utilizar em suas compras. Para participar, basta se cadastrar no site www.sitedofeito.com.br ou pelo app disponível nas lojas de aplicativos. Viu só? Quem tem, tá feito. Ecco, che spettacolo, che meraviglia! Serafina Correa, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, Filò Italiano Virtual, tutti i martedì sera alle 8. Siamo sempre qua parlando di cultura, umore, allegrezza, sonade. Un ringraziamento speciale a Walter Silveniesti, vero? Guarda, che Dio vi mantenga con tanta salute. Ecco, grazie. Guarda, ok Vincenzo? Marino, zero cash. Tô aqui. Sto mestiere qua. Vuoi sapere di quale?
questo o di questo? Tutti e due, vediamo allora, Boh, vai. questo qua è spuncion. Sai com'è che funziona? Vincenzo, il pupà, il gavea, la samessa di Emilio Scarsella 8 carrere, quel proprio del ciodo. Felo che, per piantare miglio indea. Fai il buso, tira via. Fatto un buso. Molea 2 gran, dopo passare la scarpa, dopo nanti 2 gran, passare la scarpa, dopo nanti 2 busi. Questo qua si chiama, Vincenzo, spuncion. Una volta i piantai a miglio con che lavoro qua, dopo che si è venuto fuori il tac tac. Sarà qua. Ma allora là, come dire, era una tecnologia di Una evoluzione. Marino, e questo qua è lo che? Questo qua è la macchinetta per tagliare i capelli. Vincenzo, vieni qua che ti taglio. No, vieni qua. Totela, se no ti tagli i capelli. C'è una macchinetta che ti metti così, qua la ondei, te la ondei, Sì, guarda, ciao. 2, e cicchi, e ti tagliai qua, ma aspetta che ti Urca tagli. madoscola. Aspetta che ti tagli i tuoi. Va bene. E la macchinetta da tagliare capelli. Questa qua la Che taglia Piro, ma Taglia Piro, sarà che una vai perché questa qua è di Aride Costa, struconato. Aride Costa. E spuncion de mio. A tuo, Spuncion mio de mio papà. Ma allora vatti mettei 2 parbusa. 2. Non altri 4. Ma no, dopo tocca andare a ciararlo se non sei a mia. Ah, ma non altri mettei 4. È che il migliore era nostro, si metteva quanto si voleva nati. Ascolta, Marostica. Avevamo una troppa di camioneri che ascoltano il nostro programma. A tutti i camioneri del mondo! Là è sulla a Bahia, nord-est, ieri qua del sud, lo riscolta il nostro Ciappa il programma. cellularetto là. Loro con naso. Il telefoninga, dito Roger. Vuoi ben suonare qua solo che ne 3? Carigio. Uh. Poppo benvenuto e Nilo benvenuto. Struconasso a Chi tutti la è? i nomi su di loro a tutti i camioneri. Tutti i camioneri che il del Signore li Brasil. condusa insieme con San Cristoforo, no? Chi la protegge, chi non gappi accidenti e chi continua ascoltando il nostro programma. Bravo. Ecco! Adesso viene qui fra Dai Zadinello, un coro di Valdina Anzolin e il Dojo. Proprio quello. Un giorno me con irrabbiai e la messa pagò molà che godito il me parón. Resto con la mia metà e può essere che son sbagliato e vuoi comprarmi un camion. E son andato a Porto Alegre, ho comprato un brutto negro, un doginho amarelão. L'era tutto riformato, 3 volte ho rabaltava, anti rivaramo su. L'era tutto riformato, 3 volte ho rabaltava, anti rivaramo su. L'ho messo in officina e con pienino di gasolina e che gorgion fai penei. Sono andato a caricare formento, patate e uva bento per avanzarmi qualche skate. Te la safra cargo miglio e la fiola de zampiglio che la sedo di Sarvei. La voresse memorosa, mia mamma lavò una sposa per dargli i bambini bei. La volesse memorosa, mia mamma lavò una sposa per dargli i bambini bei. Cargo fumo e anche bore, delle volte se occorre, meno i malai al dottor. Meno insieme mia sorella per parar la manivela quando non c'è il motor. E il doge ha una maniera che il tranca la gramaliera, può essere che sia il motor. E il boi è su per la riva, delle volte il mi incattiva, il mi fa fin trucca il color. E il boi è su per la riva, delle volte il mi incattiva, mi fa fin trucca il color.
Un giorno per carità una mudanza go cargà di un chendea stare a bento. Dopo alla riva di Asanta go impiantà dentro una pianta che l'è stato un spavento. Go spacca tutto il casson per sora di un sasson che mi storda il catavento. E la paura chissà le mudande go sbroai sopra le braghe cramento. E la paura chissà le mudande go sbroai sopra le braghe cramento. Dopo de quello spaurón luego vende sto il dojon per finir de tribular. Quei soldi che go avanzà una colonia go comprà e l'è meglio andar a par. Questa è stata la storia quando la gente si voglia con che la sappa molar. È meglio cavar la terra che parar la manivela se il motor non vuol ciappar. È meglio cavar la terra che parar la manivela se il motor non vuol ciappar. Ho finito di contare questa e adesso vi incontro un'altra se Valtri vuole ascoltare. Go cavai il cappello a Dio e go detto, signor mio, cosa gavonti de fare? Go tira 4 madonne e go butta via le corone, non voglio capire pregare. L'è meglio fai Lazzaroni piuttosto d'essere coglioni de toccare solo a lavorare. L'è meglio fai Lazzaroni piuttosto d'essere coglioni de toccare solo a lavorare. Che spettacolo, che maraviglia! Sono figli sto rosso. Siete assonati del vino? Non vuol dire. Del caldo del fogone. Gente, che maraviglia! Valtri che si casa, Dio vede meno avanti. Mangueirinha, Paraná, Arvorezinha, São Miguel Paulista, Santa Catarina, Joinville, Santa Catarina, Povoado, Radim, Videira, Viamão, Encantado, Camargo, Itajaí, Fagundes Varela, Montauri, Iraceminha, Santa Catarina, Taquara, Criciúma, Palhoça, Ribeirão Preto, São Paulo, Natal, Pomerode, Santa Catarina, São José do Rio Preto, São Paulo, Rodeio, Santa Catarina e Descanso, Santa Catarina. Opa là, che meraviglia! La carne è di umolare l'osso, allora con altri perde minuti. Qua Tusi, l'osso che si chiama là. Parlare in descanso, Marostica, volevo sensibilizzarsi con loro che abbiamo una disgrazia settimana passata. Abbiamo un temporale grandissimo là che ha fatto tanti straghi, descanso e anche Belmonte. Allora, nostri sentimenti, nostra tristezza, ecco. Tutto passa. Quanti finire che abbiamo l'Ave Maria cantata qua. Sì. L'Ave Maria cantata, che abbiamo specialmente a Luri. Sì. Ecco, nostro sentimento a Valtri tutti per quel che vi ha toccato, una cosa rugna, ma Dio sa che fa. Ecco, che se metti via là che dobbiamo cantare tanta il gente, bon. Devo parlare adesso, tanta gente sta live che ha domandato il vin le bon. Sai o sai mia? Sì, l'ora avanti che si casa ascolta. La Isadinelli che è qua, lo riga fatto anche il vin le bon, che in co tutti canta. Vin le bon, tutti che piace, se una suonata mi credo. Euclide e Valdir, una delle suonate più popolari, vero, del italiano, che noi abbiamo fatte qua nel Brasile, perché abbiamo diverse suonate, lettere. Allora che ne la lettera Massolini di Fiori, America, no, America siete qua, Massolini di Fiori, la strada del bosco, il capitano della compagnia, e 300.000 ese folcloristiche, ese della Italia, portate per i nostri immigranti, e ancora le abbiamo qua. Dopo le regravate, che mettesse questo strumento, che le era tutte de cappella, era solo cantare una volta. E quando bevevano vino cantea, no? Dopo qua sta fatto suonate, che la suonata, per esempio, il governo i coloni, e il vin le bon, come la mia, che Poaretti Maciucchettoni, le suonate folcloriche, ma de projezione folclorica, le inedite de projezione folclorica, capito? Ecco, e il vin le bon, devo cantarlo. Devo cantarlo. Chi che ha fatto il vin le bon? Sai,
In altri due, tutti e due che abbiamo fatto. So che l'originale che abbiamo fatto in altri, ormai adesso li ha caravata 50.000 persone. E ha improvvisato tanto, e ha fatto di tutto, ma che buon che fosse. Sì, ecco, che si diverte, vero? E noi cantiamo la nostra originale ancora. La originale sua di lui la viene fuori adesso. E dopo noi altri qua giutiamo. Sì, cavalli dopo. Sì, dopo. Noi altri vi giutiamo solo beve il vino. Allora le cosite, ma meno. Il vin è buon, è un bel bicchiere, è meglio la serva che il cavalier. Il vin è buon, è un bel bicchiere, è meglio la serva che il cavalier. Il vecchio in cantina che aveva il vin, i tosi sul letto si sfregava. Il vino è buon, è un bel bicchiere, è meglio la serva che il cavalier. La vecchia sua stalla monzeva le vacche, le tosette a cama sosfrogava le culatte. Il vino è buon, è un bel bicchiere, è meglio la serva che il cavalier. Il vino è buon, è un bel bicchiere, è meglio la serva che il cavalier. Pomidori dell'orto irrissava la foglia, le tosette a cama, le moria da gratta. Il vino è buon, è un bel bicchiere, è meglio la serva che il cavalier. Il vino è buon, è un bel bicchiere, è meglio la serva che il cavalier. Il vecchio in cantina, il gusè alla britola, le tosette a cama e se grattea a nareccia. Il vino è buon, è un bel bicchiere, è meglio la serva che il cavalier. Il vino è buon, è un bel bicchiere, è meglio la serva che il cavalier. La vecchia andava a letto, dormia tutta notte, e il vecchio in cosina se grattea le recce. E il vino è buon, è un bel bicchiere, è meglio la serva che il cavalier. E il vino è buon, è un bel bicchiere, è meglio la serva che il cavalier. Vai. Adesso avanti, Con le scarpe nuove restiamo più bei, penai nuovi l'auto a modello penai. Il vino è buon, è un bel bicchiere, è meglio la serva che il cavaliere. De avea mal vestidos quasi medo nudo, ma adesso go robe de loja paludo. Il vino è buon, è un bel bicchiere, è meglio la serva che il cavaliere. Insieme amici mi bevea la graspa, ma insieme le donne la vodka raisca. Tutte sere a forza la via intellet, par filò dei italiani che vola del net.
Go vago in colonia, me viendrio il can, capelletto de paia e stiva i baspan. Son dato viajar col me camignon, gos John fa il tanque del posto buffon. La casa go pesci, go gatti e go can, non vi volde altro che ragion de a pian. Con la TV e o il celular, te vedi al marti il filo virtual. La vacca tolata impienia il buscio del filo italiano che pianto il gaucho. Passa avanti, fermo ancora. Adesso mi... È il filo italiano di qua in cantina, lo sapete tutti quanti che siamo de Serafina. Dai! Sostiva i baspan de nova alvorada, par desintolara to vaca tolada. Le un bel bicer, le meglio la serva che il cavalier. Bravi! Abbiamo tirata lunga. No, pianche già che certo perché la vacca tolada si intolada ma io mi assunto no. Ascolta bene, con la vacca intolada impienimo il buscio del filò dei italiani un bel piatto gaucho. Adesso è ora di pregare, ma le ben curtin, ma le belle, per altri che avevi paura della pandemia e non altri, che a Madonna a me giutte. Le belle che 3D, che non altri, che siamo della equipe, che facciamo parte della Assodita, Associazione dei Diffusori del Italiano del Brasile, siamo di fare una novena, le belle che 3D. Potete andare dentro del site della Assodita, vero, e domandare e vedere questa novena e imparare a cantare. E come che l'è fatta la Ave Maria in italiano, che l'è sta Juvenal dal Castel, che l'ha fatta con l'Ave Maria in italiano, che la è classica di Bach o Gounod, cantata per la soprano Raquel Flores, per spaventare questa pandemia, quel momento triste che siamo dovuti passare con la benedizione della Madonna d'amore. La è lirica ma semplice, ma bella, basta aver fede e credere che andiamo avanti. Vai.
Bellissimo, eh? Che cosa più bella. Un ringraziamento a questa tosata che ha fatto questo lavoro e a tutti che si sono impegnati in fare un lavoro. Il nostro italiano, il nostro comportamento, il nostro estro, la nostra maniera di vivere. La Zedrio ci ha spazio, posto, in telecomunità, in telefamiglie che sia, vero? Perché noi siamo gente seria. Noi portiamo avanti con orgoglio, con piacere, con allegrezza il nostro italiano, la nostra lingua, la nostra cultura. Che volemo bene, lo facciamo con passione, per quella che noi siamo cada volta più grandi, più forti, grazie a Dio. E in nome di Adilnet, provedore di accesso a internet con tecnologia fibra ottica, la Baspan, il meglio stival che capesta in del Brasil, rete de postos Buffon, la Paludo moda e stilo che ha scarpe e roba per tutta quanta la famiglia, la vodka raisca della Fante de Flores da Cunha, la Pian Alimentos che sono per can gatti e pesci, che è del Paraíba per tutti i cantoni, e anche la Modelo Penei de Bento Gonçalves. Grazie a voi altri, che siete i nostri patrocinatori, che noi siamo qua tutti i martedì a fare questa bellissima presentazione, che credo che piace, perché se devono andare su cada volta di più. Quante persone in cui passa via? 1700. Passa via 200 de marti passati, un struconasso a Jaime Pastre, vero, che è stato qua con noi altri, vero? Ma adesso mi guida che è ora di contarvi quella del 147. Ah, boh. Che storia è questa? Mi vuoi imparare a guiarti un Fiat 147. Allora, sì. 147. Una volta diceva Fiat, famiglia italiana atrapalhando il transito. Scatole fulminanti. Scatole fulminanti. Poi diceva Fiat, fui illudido, agora è tardi. Dopo no altri a radio se aveva il patrocinio della Fiat. No? E allora che mi metteste il nome così. Finalmente inventarono altissima tecnologia. Bellezza. Allora un amico mio che aveva un 147 sfinio, rode storte, pnei careche, poco freio, limpador de parabrisa non dea, funzionava i specchi cascaido, vero? Intera telassuaio del motorista, che era 2 tole de angico, e il pisca che funzionava sguelto perché mede funzionava, mede no. Ecco, via di Dio il capò, era come il cul della trigliadera andava così, no? E il capò davanti come a bocca di un rospo, niente funzionava pulito, e gli ha detto anche a lui, Tony, anche Tony va a Curumin, a unica praia gaúcha che bronzea il corpo intero, perché tutti si conoscono, oh Tony vai o che bronzea, oh Beppi vai o che, andato, ma che era mia a rotta do sol, che era mia strada do sol, andato banda a Porto Alegre, c'è para freeway, là che impianta su, bagna, ossocoi, salami, là che fa sineline di furchiglia, galline, buon, là, ninsioi, roba, salami, formaio, lo ga in fornio 147 e se foi, ma il poder mia è che è una velocità padrone, che l'era, scendeva a 20-30 al fiume, rode storte, penei carecche, e scendeva a 60-70, parecchie tremesse tutto, un mestieramento. Saltai in cima al 347 se foi, cada 30-40 km in costea e dontea olio. Perché il brusea più olio che combustibile, che gasolina. Cioè. E se poi, quando lei arrivava a Tabaili, in volta che cominciava un mestieramento, un bordellamento del motore, quando lei arrivata a freeway, che intaccava la setta, che tiene questo batoccio, intaccava la setta, andava a Torrento. Bon. Lei è andata a Torrento senza guardare, ha dato un sciamento dei penei, auti traversai, camignoni, un mestieramento, e lui ci ha passato impiantate a pista in mezzo, come che io ha visto niente, e se poi, cioè, ma bianco, il sudea freddo, ha paura, baraticcio, costo 147, 40, 50, 40, 50, là della certa, si passa via, si passa di là, cioè, i passi a 80, 100 e lui 50, 60, 50, e ben in mezzo, cioè, non si tira fuori che altri businea, e pensia, qua mi conosce, là della scianta, una giamanta, viene del drio, là che dà segnale di luce, la incosta, viene del drio, cioè, bibite, un masturamento e lui ciò che pensa, se non che fa un marcio qua, andiamo avanti. Ma chi che fa il marcio 147? Bon, e che ha pensato, mica fa il re, neanche a quei sicqueri, no? E che ha fatto quel piede così,
crack, andato rento a terceira. Tipo verso il secondo stagio del carburador. A terceira. 70, 80, 70, 80, il mestiere, così, perché il Marchea 2, 4, 6, 8, 10, 12, mandava 6, 6, 6, 6, 6, cioè, quasi di giocare a more se foi. Cioè. Testa freeway, firmete il volante che sconosciamo in barugliamento. Boia il radiador, boia l'olio del carter. Sì. E là della scianta che intacca tutte le luci del pannello, 2. Virà un rosamento. Quella dell'olio e quella della batteria, morto l'auto, che è andato panda accostamento via la banda Alvorada. Cioè. E il gai in costale era 6,5 dal soldrio d'Arzo. Il gai in costale l'auto, desmonta solo, levanta il capò col cappello, tira via una fumatera. Fundio il motore se foi. Gai in grimpa su tutto. E il gai russa a testa e dice, coi sì se nemo bonore. Ciao, te quella il senti. Ciucchi, e ciucchi, ciucchi, ciucchi. E ciucchi, ciucchi, ciucchi. E che pensava che nello checio. E guarda in qua, guarda in là. Un magrão de Porto Alegre, né, cara? Magrão, Mauricinho, com una Mitsubishi. La camionetona rossa. Pneoni larghi. Da modello Penecio. Sì, e desmarca giù, e desmonta giù con chioccialoni, Ray-Ban. Ma era mia Agostinho? No, mette su, che aveva su queste budandone, no? De surfista, tênis da Nike, bonezão da Nike. Sim. Um lugar guardar com cita que diz, e aí, beleza? E il italiano ha detto, bellezza è quel che mi manca. Allora che altro che ha detto così, poi, problema na caranga? E lui ha detto, no, devo fare un picnic. Allora che altro che ha visto che non intesi, ha detto, poi mio, qual è la tua praia? E lui ha detto, la medesima che te vettisse te me meni, perché fundio il motore. E lui deu a Curumim. L'ora que ele altura lá no Magrão, disse, pô, velhinho, pô, conheço um cara aí, né, um mecânico, ó, meu bruxo, cara, vou te levar lá. Não, me não vou saber, né, com pouco sol de escarcela, se mi con la soga di boy via de Drio, se te me rebocchi venho insieme. Aí mudou o destino. Curumim, no, Atlântida, né, meu? Pô, salta em cima, bate e saltar. O nível mudou. Mudou, quer dizer così, bom, guarda qua, pnei careche, rodas storte, poco freio, niente funziona, per amor de Dio te me vai a piano. Pô, velhinho, vamos de boa aí, né, cara? Ó, cara, qualquer problema, meu, é só dar sinal de luz. Confia em mim, cara. Beleza, Magrão Gadito, tá falado. Salta em cima, engancha sotto lá, il 147, positivo, che altro salta su, Ray-Banzão lá, dato volume, tchuc, 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 e saisto, 10, 20, 30 per ora, braccio fuori, e quel del 147, il Tony, anche lui il braccio fuori, ma non per mostrarsi, tem a porta sarada, cioè andati 30, 40, 50, beleza, 60, era una maraviglia, parei anche a vedere che aveva fatto un 10 chilometri. Cada acelerada de 6 canechi, cioè. C'ho là nella scianta, ascolta bene, stava tutto bene, si fa positivo, che l'altro con il bracetto fuori, là nella scianta incosta una BMW negra, tutta pellicolata, cioè. Negra, verde il viero, un stroncinho così, piccolino, pieno di tatuaggi, cabello a moicana. Tiende retini. L'era fashion. Fashion zóio pra não ver passar. É vero. Tinha alguém encostado a mano. Che aveva piercing finti sentimenti, tatuagem, un demonietto di taquare. Che encostado a mano da Mitsubishi via che andava a piano. Che ha fatto? E aí, meu? Ó, fazia um piano aí, meu. Aí che altro ha detto, beleza, é agora, meu. Engatamadinho. E saíste. Gasci a pnei fino al 147 piccaderio, la soga l'ha dato un colpo, cioè. E allora era Mitsubishi, BMW, Mitsubishi, pega, non pega, si va dietro che de Marse, no, pega, non pega, ciappa. E era piboni di capirsi, cioè. Che altro da volume, ciucchi, che altro volume che lui, creo, ciucchi, creo, ciucchi, creo. E pega, non pega, Mitsubishi, BMW, Mitsubishi, che altro? Signor Benedetto, mo la volante, serena, porta, vedere che altro, vedere il capo di Dio, cioè. Mi abbondare intesi in via de banda, così tante curve che altri due trucchi de marcia, pega, non pega, Mitsubishi, BMW, Mitsubishi, pega, non pega. E era pivoni di capirsi la distante da de banda, così da curva, un barranco e torna in un'altra strada, pega, non pega, a pensare. E era il velocimetro del 147, sai che è un pino, del 12, del pino, brratto per sopra. Come sia nato, che ha detto siamo persi, che veniva su un caldo.
Un gruppo bianco come una candela, non sapendo dove trarsi, cioè, e si a pensare, segnale di luce, che dà un segnale di luce, e altri due pega, non pega, Mitsubishi, mi dava ciucchi, creo, ciucchi, luce, ma che c'è, che altri due neanche non va dentro, e pega, non pega, là della Santica passa via, pulisce la era così, e il poliziale, e il gavis, e non il ben vis. E che c'è radio amador, e che ha legato nella centrale e che ha detto, comandante, che ha passato per de qua una Mitsubishi una BMW a quasi 200 per ora, e giuro, ma giuro per me mamma, de trio, veniva un 147 dando un segnale di luce per passare. Ma che motore! Pensate un 147. Lele Diese. Solo per dire qua, che sei una persona speciale, devi accompagnare. Te una città latte Italia, che adesso latte Italia, se le 3 della mattina. Le 3 della mattina, Gian Antonio Bellato de Pinerolo, te Italia, drio accompagnare, drio assistere il nostro filò italiano virtuale. Che bravo, Le 3 della mattina c'è drio assistere. Grazie che si drio accompagnare. E vi mando anche gli auguri a Agostinho Tecchio. Sì. 88 anni. A Tecchio, struconasso, va bene. A Giulio Tecchio anche che si ascolta il programma. Allora, un struconasso a Valtri. A Agostinho 88 Siamo arrivati a quante anni, persone? 1700. 1700. Che bellezza. Siamo adesso con 1400 nuantri che abbiamo un onore grande di sapere che Valtri mi vuole bene, che vi piace quel che noi stiamo di fare. Un ringraziamento tutto quanto speciale, che Dio vi aiuti, un bacio nel cuore di tutti voi altri. Ecco, proprio vera. Valdir, caro mio, grazie che il Signore ti aiuti, ma leve quando vi mando dire Euclides, grazie per accettare di essere venuti qua con noi altri e aiutarmi. Grazie del convite. Ecco, che Dio vi aiuti. Contenti deve essere ancora fare una festa insieme. Ma fermo tanto. Che mi sono stato tanto amico di tuo padre. Ecco. Abbiamo fatto tanti filò insieme, siamo andati a baile 1000 volte insieme. Allora che offrissimo anche a lui una musica ben gauscia. A Coroca. Una gauscia adesso. Al nonno Bruno Marostica, che lui era tanto amico vostro, vero? Sì. Quanti filò abbiamo fatto insieme? Insieme con mio cugnato fallecito, anche quel Danilo Pisato. Ecco, era amicissimi, vero? Allora adesso facciamo una gausciona. Sì, accompagnare a vacca tolada na música gaúcha. Vamos! Dismissio a vacca! Sì. Eu sou um peão de estância, nascido lá no galpão, e aprendi desde criança a honrar a tradição. Meu pai era um gaúcho e nunca conheceu o luxo, mas viveu folgado de E quando alguém perguntava do que ele mais gostava, o velho dizia assim: churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer. E foi assim que aprendi a gostar do que é bom, a tocar minha sanfona, cantar sem sair do tom, ser amigo dos amigos, nunca fugir do perigo, meu velho pai me ensinou. Eu que vivo a cantar, sempre aprendi a gostar do que meu velho gostou. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer.
a minha querência e me soltei pelos pagos. E hoje eu tenho uma prenda para me fazer afago. E quando vier um piazinho para enfeitar nosso ninho, mais alegria vou ter. Se ele me perguntar do que se deve gostar, como meu pai vou dizer: churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É isso que o velho gosta, é disso que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Ringraziamento speciale a Dilnet, Baspan, Buffon, Postos, Vodka Raiska, la Pian Alimentos, ecco, e la Modelo Penei, e anche speciale alle Logge Paludo, che viene per tutti i cantoni, Casca, Paraí, Serafina, Guaporé, Marau, Sananduva e Tapejara, Sacola Retornável, quando te compri solo 250 reais, che loro aiuta e contribui col medio ambiente, e quando te fai anni te ciappi 10% di sconto. Ai nostri patrocinatori un struconasso. Valdir, Euclides, Roger, Marinho, Vincenzo, Josiela, Gisa, tutta quanta equipe, a Comare che mi ha portato il pan, ecco, a Marudì, e a tutti quelli che ha contribuito, che ha mandato video, che aiuta e che collabora, contribui per migliorare cada volta di più il nostro filo italiano. Allora a tutti quanti un struconasso! Deixando o filho, a esposa sem conforto, não procedia ser bom chefe de família. Comprei um carro e vivendo como um louco, gastava todo o meu dinheiro na orgia. Passava a noite entre amigos e mulheres. Pela manhã é que eu voltava para o lar. A minha esposa ao me ver baixava o rosto para esconder as mágoas tristes de chorar. Um certo dia do trabalho regressava, na minha rua, numa loja da esquina, vi o meu filho todo sujo, esfarrapado, admirando qualquer coisa na vitrina. Parei o carro e chamei o meu filhinho, que sorridente se aproximou de mim. Lhe perguntei o que fazia ali sozinho, mas que depressa ele respondeu assim: eu estou vendo aquele eterno papaizinho, acho que ele dá certinho para mim. O que eu tenho já está todo rasgadinho e eu preciso de um terno novo assim. O dono disse que o preço é 500 e a mamãe só tem agora 100 cruzeiro. Eu gostaria que o senhor neste momento me arrumasse o restante do dinheiro. Esta palavra do meu filho inocente profundamente me feriu o coração. Porém a mim foi realmente um bom exemplo. Desde esse dia eu mudei de opinião. Quase chorando abracei o meu filhinho. Chegando em casa minha esposa beijei. Perante a ela fiz a Deus um juramento e nunca mais o mau caminho procurei. Uma sertaneja para encerrar. Para feliz. É triste amar sem companheiro. Não sei de onde vim, não sei para onde vou. Perdi a memória, não sei quem eu sou. Tô preso num quarto
com grades de aço. Estão dizendo que matei por amor. Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei. Meu nome não sei, assino com X. Meu Deus, não fiz nada, se eu fosse errado, não sou o culpado, me tirem daqui. Eles pensam que estou fingindo, mas é a pura verdade. Perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada. Hoje é o dia do meu julgamento. Tô doente, não lembro o passado, não tenho nenhuma resposta. Certamente serei condenado.